In questa nuova puntata ci troviamo a Tempio Pausania, in provincia di Sassari, e stiamo per visitare un nuraghe misto. Di che nuraghe si tratta? Si tratta del nuraghe Maiori, che presenta sia un corridoio che una tholos e che quindi per questo motivo viene definito misto. È un nuraghe che presenta varie particolarità e quindi andiamo subito a vederlo perché bisogna... Ah no! E la sigla? La sigla, hai ragione. Quindi facciamo partire la Sigla! Entriamo dentro il nuraghe Maiori, che è stato costruito attorno al XIV secolo e costruito appunto in granito. La prima cosa che vediamo non appena entriamo è la parte a corridoio, perché questo nuraghe presenta entrambe le caratteristiche di nuraghe a corridoio e di tholos. Infatti qui subito sulla sinistra, appena si entra, vediamo questa camera a tholos che presenta anche la caratteristica di essere prediletta dai pipistrelli che soggiornano in questa parte del nuraghe. Il pipistrello denominato ferro di cavallo minore è tra i più piccoli pipistrelli al mondo. Ogni anno, a metà aprile, arrivano al nuraghe Maiori, partoriscono a giugno e migrano nel mese di ottobre. Possiamo ora proseguire e ci rechiamo verso il cortile interno. Questo cortile interno è sempre stato così aperto, quindi non è stato svettato dall'uomo come purtroppo lo sono state tantissime altre parti del nuraghe. E dal cortile c'è l'accesso ad una rampa di scale per poter arrivare in cima alla tholos. Oggi è una giornata abbastanza ventosa. Tramite questo passaggio si arriva al primo livello del nuraghe. Qui sotto c'è la tholos. Il panorama è assolutamente stupendo.
Tra un pochino scenderemo e girando attorno al nuraghe andremo a vedere la particolarità costruttiva, ma non vi anticipiamo nulla al momento. Rientrando dal cortile verso l'uscita, vediamo la seconda delle due torri. Questa purtroppo è stata demolita, è stata svettata dall'uomo e quindi purtroppo oggi si presenta in questo stato, cioè aperta. Possiamo comunque sempre notare l'enormità dei massi che la compongono. Uscendo dal nuraghe, rimanendo sulla sinistra, si può circumnavigare il nuraghe stesso in senso antiorario e arrivare grosso modo alla parte posteriore rispetto all'entrata, e da qui si può notare la caratteristica costruttiva di questo nuraghe, cioè che è stato appunto edificato sopra ad un'enorme roccia granitica. Quindi una buona parte di questo nuraghe proprio poggia su questa enorme massa. Si conclude questa magnifica puntata, mi raccomando venite a visitare questo nuraghe perché merita davvero, poi per come è gestito e ben curato. Ringraziamo infatti di cuore la società dei servizi turistici Valares, vi ricordiamo di seguirci, di iscrivervi e mettere i like a tutto quello che noi mettiamo come video, foto eccetera su YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. E che dire di più? Alla prossima avventura! Ciao!